che va inizialmente visto e va legato alla destinazione della cultura marittima. Come crediamo vadano consultati tecnici ed esperti, vadano coinvolti i ministeri competenti per verificare la compatibilità con l'industria e l'ambiente lagunare, proprio come evidenziato con missiva unitaria da parte di CGIL e CISL Guida Veneziana. Proprio perché a Porto Marghera le industrie sono arrivate prima. Servono garanzie a chi ci lavora e a chi ci vive. Le industrie della chimica hanno creato prosperità e hanno riqualificato un territorio che si estende da Cavatere a Chioggia sino a Porto Gruaro, toccando comuni importanti del Trevigiano come Mogliano, Roncate e Monastiera, ma anche del Padovano come Noventa Padovana, Trebasede e Gorgolito. Ecco perché serve analizzare tutte quelle soluzioni che tengano insieme i vari comparti dell'economia locale. Come vanno valutate anche progettualità alternative, come ipotizzato in sede di comitatorio, che costino il meno possibile e che in termini di efficienza e efficacia garantiscono risultati migliori alla città e al territorio. Per raggiungere tali scopi sarà importante che anche il mondo delle imprese industriali si esprima, che lo facciano in modo chiaro e in modo da trovare eque soluzioni per tutti. A tal proposito, come sindacato dei chimici, unitariamente abbiamo chiesto un incontro a tutte le imprese dell'area chimica e dell'energia interessate da questo progetto, perché è importante che il mondo politico veneziano conosca anche la posizione delle imprese direttamente coinvolte e auspichiamo che a breve ci venga data una data utile a fare chiarezza in merito. Stamattina è arrivata una mail da parte delle aziende che ci invitano a concordare con l'ente zona la data del prossimo incontro, quindi è una notizia positiva che lasciamo in qualche modo in anteprima. Ma riteniamo fondamentale legare tali ragionamenti anche ad altri aspetti. Il primo riguarda quali navi da crociera stanno ordinando le compagnie marittime. Il secondo riguarda il tipo di turismo che vogliamo in futuro per Venezia. Murray Cox, report fotografo informatico australiano, studioso del fenomeno Airbnb, ha detto: Venezia deve decidere cosa vuole diventare, una città autentica o un hotel. Infatti il problema sta tutto qua. Non possiamo lamentarci del troppo turismo che soffoca Venezia per poi continuare a puntare su un turismo di massa, realizzando continuamente nuovi ostelli come quelli che stanno lentamente soppiantando le storiche vetrerie di Murano, che rischiano di snaturare il suo essere città e la sua storia straordinaria e unica al mondo. Anche il ministro dei beni culturali, onorevole Franceschini, ha detto che Venezia così affonderà e che il turismo di massa porterà seri danni anche ai suoi monumenti, alle opere e ai beni architettonici e culturali. Crediamo sia utile puntare su un turismo di qualità, che non usi Venezia solo per fare una capatina giornaliera, non spendendo un euro e magari infarcendola delle sue immondizie. Serve un turismo che qualifichi la nostra città, che ne esalti le sue qualità e che porti risorse al nostro comune e al suo sistema produttivo. Come crediamo indispensabile puntare sulla via della seta e intercettare i traffici commerciali asiatici del Mediterraneo, che rappresentano una straordinaria opportunità per diventare i primi concorrenti dei porti del nord Europa come Rotterdam, Anversa e Amburgo, ma anche per raggiungere almeno i 2 milioni di euro da movimentare, che possono mettere in moto tutta una serie di attività legate alla trasformazione e alla logistica, creando così nuove importanti opportunità imprenditoriali e occupazionali. Certo, avremmo preferito la realizzazione dell'hub in alto Adriatico per accogliere le grandi navi portacontainer, ma visto che il nuovo presidente dell'autorità portuale lo ha bocciato, allora non lasciamoci sfuggire l'occasione di realizzare il mini offshore nella conca di Malamocco per raccogliere le navi che non riescono ad entrare a Marghera a causa dei fondali troppo bassi, soluzione fondamentale per far decollare finalmente e definitivamente il district park di Monte Silvia. Ricordo 3 dipendenti occupati. Una sinergia tra porti dell'Alto Adriatico è indispensabile a questo punto, per realizzare una strategia di lungo respiro che valorizzi le singole realtà portuali, che oltre Venezia e Trieste sono rappresentate da Chioggia e Ravenna, e la realizzazione di un'autorità portuale unica forse aiuterebbe questo progetto, senza escludere lo sviluppo dell'aeroporto, che va sempre più collegato alla città metropolitana e al paese attraverso i collegamenti ferroviari dell'alta velocità e dell'alta capacità.
Un ultimo monito anche al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che oggi non ha potuto essere presente perché credo sia rientrato in questi minuti dal Brasile, da quello che mi risulta. Gigi, non fare lo stesso errore fatto da Cacciari con il referendum, quando disse che penso mi, non vi preoccupate. La logica del che penso mi è debole, rischiosa, autoreferenziale e va abbandonata, proprio per non ripetere gli errori del passato che ci hanno portato all'attuale disfavore. Sottolineiamo per finire quanto una missiva di forte preoccupazione dei nostri delegati abbia portato CGIL e UIL veneziane a chiedere e ottenere dal sindaco Brugnaro un tavolo di confronto a livello locale dove si discuterà di piano strategico e di un patto per lo sviluppo della città metropolitana, che per avere successo deve appunto sciogliere i nodi appena richiamati, sfruttando i benefici di un lavoro comune che si potrà districare solo attraverso un forte gioco di squadra e la valorizzazione della concertazione locale. Il lungo cammino del sindacato partecipativo a Porto Marghera non si esaurisce qui, ma vi garantiamo che continuerà a tutela dei lavoratori e dell'industria, del porto, del turismo, del commercio e dei servizi. E la FEMCA e la CISL, lo vedrete, saranno protagonisti di primo piano nel dar vita a questo nuovo inizio. Grazie. Grazie a Massimo Maledetto e a Giuseppe Ridovato che hanno introdotto questo convegno, e adesso l'ultimo arrivato, il presidente degli industriali, dovrebbe dire qualcosa a proposito del futuro dell'industria. Sin da quando è stato eletto, e non è molto, è stato abbastanza chiaro nel dire che la zona industriale deve restare industriale, deve rimanere portuale, deve rimanere produttiva, però rivolta all'innovazione. I sindacati chiedono di fare un nuovo accordo di programma perché quelli che ci sono stati fino ad oggi non hanno dato i risultati che si sperava. È attraverso un accordo di programma che si può dare nuovamente a Porto Marghera o c'è già qualcosa in pentola che sta bollendo che si può far valere anche senza gli accordi? Buonasera, scusate il ritardo, ma ero a Trieste all'inaugurazione di Nana. Mi sentite? L'inaugurazione di Nana, la cosa che mi ha stupito è che mentre c'era il ministro Del Rio, tutte le autorità, a un certo punto è arrivato il presidente della regione di Venezia Giulia, ha parlato sugli due cose. La prima, la nuova loro zona ZES, perché ha fatto espressamente richiesta e ha fatto espressamente riferimento a quello. E la seconda è ZES. Poi ti spiego qual è la differenza tra la zona franca e ZES. E la seconda è che mi ha particolarmente stupito è che a un certo punto, guardando l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Buono, gli ha detto: oggi inauguriamo un nuovo momento, perché ieri abbiamo approvato la valutazione di impatto ambientale e le persone, circa 300 persone, si sono state in piedi ad applaudire, come se l'autorizzazione di una valutazione di impatto ambientale fosse un evento. Io nella mia vita ricordo pochi eventi. Il mio evento è quando sono diventato papà, non quando mi hanno approvato una valutazione di impatto ambientale. E su questo mica dobbiamo lavorare. Poi c'è un aspetto che riguarda tutte le associazioni di categoria, tutte le associazioni sindacali, che riguarda il bene di questo territorio. Possiamo anche vederla in maniera diversa, ma di sicuro non possiamo discutere sui principi. E ve lo dimostro adesso. Chi è che non vuole lo sviluppo di questo territorio? Alzi la mano. Tutti vogliamo lo sviluppo di questo territorio. Chi è che non vuole dare ai propri figli in questo territorio un'opportunità? Alzi la mano. Chi è che non vuole mettere al centro il valore e il lavoro? Alzi la mano. Vi prego di alzare la mano, perché se non pensano che siete d'accordo con me non va bene.
non va bene, non va bene. Noi di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di quelle che sono le potenzialità e i problemi di questo territorio. E di problemi ne abbiamo tanti, e sapete qual è il primo problema che abbiamo? Non ci crediamo. Non ci crediamo. Usciamo da questa stanza, io partecipo a tanti convegni. Usciamo da questa stanza, non ci crediamo, siamo i primi a dire dentro di noi non cambierà mai. Siamo i primi a ritenere che i problemi siano più importanti delle opportunità. Siamo i primi a ritenere che l'impresa sia un bancomat da una parte e dall'altra parte la politica sia una forma di incentivo, e ce la prendiamo con i politici quando siamo i primi noi a non giocarci le nostre carte. E noi ce le dobbiamo giocare le nostre carte, ce le dobbiamo giocare, perché gli strumenti ce li abbiamo davanti agli occhi. E voglio ricordare a tutti che Porto Marghera ha rinunciato alla propria vocazione industriale. Posso essere poco conformista e molto diretto, perché non abbiamo avuto le palle. Non abbiamo avuto le palle. L'area Montesinghia da 3 dipendenti perché non abbiamo avuto le palle, perché abbiamo permesso che una classe politica dalla sera alla mattina decidesse di abbandonare Marghera, e abbiamo permesso a qualcuno di farsi pubblicità perché è venuto a sventolarci 2 torri come se fosse il progetto della vita, e abbiamo permesso a qualcun altro di essere il salvatore della patria quando, se lo giravamo al contrario, non aveva neanche un euro per pagarci il caffè. E mi riferisco a Sartor, e mi riferisco a Binidis, e mi riferisco a EVC, che sono scappati, e non uno, tutti insieme, non voi, noi, e non uno che ha avuto il coraggio di dire no. E sapete che cosa sta succedendo in questi giorni mentre noi parlavamo? Sta succedendo che qualcuno sta cercando di chiudere la bioraffineria. Quanti sanno di voi che rischia di chiudere la bioraffineria? Il primato che ci hanno dato. Alzate la mano, quanti di voi sanno? E ne dobbiamo parlare, e deve essere la nostra crociata. Perché se domani mattina chiudono la bioraffineria perché qualche genialoide della comunità europea determina che una quota obbligatoria di biodiesel nel diesel pari al 7% non è più obbligatoria ma diventa facoltativa, la raffineria si spende, perché un imprenditore, un'industria investe se c'è un ritorno di natura economica. E allora dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo dirlo, perché è un problema che riguarda il territorio, perché quando chiude uno stabilimento non chiude soltanto quel sito, si genera un malessere nell'indotto, e riguarda tutti. Io ritengo che noi come Confindustria non vogliamo essere coloro i quali liquidano le aziende, e voi come sindacato non volete essere coloro i quali da una parte perdono rappresentanza, perché quando c'è la fame si perde la rappresentanza, e dall'altra parte liquidate le persone nel ricollocamento. Noi le persone le dobbiamo riqualificare, abbiamo la grande potenzialità di farlo, la grande possibilità di farlo, e dobbiamo avere il carattere e discutere in maniera onesta, concreta. Sulle grandi navi stiamo sbagliando approccio, tutti. Sulle grandi navi noi non possiamo permetterci il lusso di perdere 5.000 posti di lavoro, che siano tanti o che siano pochi. Quando li abbiamo persi è come Marghera, signori miei. Sapete come? Qui utilizzano, ora vi faccio una cosa fotografica così ne parliamo, la cultura del risotto. Sapete qual è la cultura del risotto? Che quando è caldo sul piatto tu lo spargi sul piatto e lo mangi gelato per poi arrivare al cuore, e ti tolgono dal cuore
100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000 dipendenti. E lo sapete? E quanti dipendenti abbiamo perso da Porto Marghera? Chi lo sa? Chi lo sa? Oggi siamo 2000 persone impiegate. È giusto, Lino? 2000 persone dirette, poi c'è l'indotto, ma è la chimica. Il resto un cimitero. Il resto è un cimitero e io soffro quanto soffrite voi. E allora sulle grandi navi facciamo i progetti, vediamo perché sulla carta in maniera approssimativa dobbiamo dire o dobbiamo seguire il fuoco di qualcuno che dice di no tanto perché gli conviene dire di no. Noi dobbiamo essere parte propositiva, non possiamo essere parte oppositiva. Noi viviamo sulle proposte, non viviamo sulle proteste. L'industria vive così, il lavoro vive su questo, sulla propria capacità di un territorio di affermarsi, di diventare competitivo, di crescere, di creare quella solidarietà non sociale, del lavoro, che è la prima dignità. Io oggi sono qui non in quanto presidente di Confindustria, in quanto prima ancora lavoro, perché se non avessi un'azienda non potrei essere presidente di Confindustria. E il lavoro viene prima di tutto. Ecco perché dico, su determinati temi incontriamoci, parliamone, magari in maniera diversa, ma arriviamo a una sintesi, perché, signori miei, alle prossime elezioni saranno dolori, perché non ci sarà un governo. C'è qualcuno che può fare gli scongiuri, io sono il primo a farli. Non ci sarà un governo, vincerà il territorio che avrà la capacità di affermarsi dal punto di vista territoriale. La competizione non è più nazionale, è dei territori. La Carinzia con l'Austria da una parte, le Lande con noi dall'altra. Noi siamo la prima piattaforma logistica in Europa, cresciamo dell'8%, fatturiamo 27 miliardi, abbiamo un export del 40%, abbiamo dei problemi congeniti. Però è arrivato il momento in cui, come dice il nostro inno, raggruppiamoci a corte, siamo pronti alla morte e dobbiamo essere pronti alla morte per il nostro futuro, per i nostri figli, per le nostre aziende, perché non si deve più parlare di cimiteri, ma si deve parlare di vita, perché la vita genera la vita, la morte genera le ceneri. E torniamo a casa, guardiamo i nostri figli e diciamo: qui nel territorio ce la possiamo